Questo portale Cultura Veneto è un progetto innovativo, coniuga ricchezza, percorsi e territori, ovvero vuole mettere a disposizione di chi naviga le grandi opportunità di conoscenza culturale che ci sono nel nostro territorio, incardinarle in percorsi di visitazione che vi permettano quindi anche di conoscere i territori e di riuscire a trasmettere quella interazione che c'è tra il Veneto, il territorio veneto, le proprie comunità e le proprie ricchezze culturali. Quindi un viaggio a 360 gradi che potrete compiere con questo portale. Abbiamo dovuto farlo perché la nostra è una regione paradossalmente complicata in quanto troppo ricca. Siamo da un punto di vista dei beni culturali, dei beni monumentali, delle istituzioni culturali la regione più ricca d'Italia. Pensiamo alle nostre migliaia di ville venete sul territorio, pensiamo alle nostre due fondazioni lirico-sinfoniche, l'Arena e la Fenice, pensiamo ai nostri teatri, alle nostre biblioteche, gli archivi, i 575 comuni, ognuno dei quali ha delle bellezze di carattere artistico e culturale da raccontare sul territorio. Ecco, una regione con un tessuto ricchissimo, una storia profonda e piena di elementi da scoprire e da raccontare. Questo ha imposto la necessità di fare squadra tra tutti i soggetti interessati, le istituzioni e gli attori e riuscire ad arrivare a sintetizzare un grande lavoro che è questo portale della cultura per riuscire ad offrire questa grande opportunità ai nostri cittadini. Negli ultimi anni abbiamo realizzato diverse innovazioni, soprattutto da un punto di vista normativo. Abbiamo finalmente dato vita alla legge quadro sulla cultura che era attesa da oltre 30 anni e che ha sintetizzato un quadro normativo molto frammentato in un'unica legge quadro che introduce il criterio della programmazione delle azioni della cultura della Regione Veneto e soprattutto getta le basi e i principi per quelle che sono le azioni culturali della nostra regione per il futuro. Ovvero individua nella cultura non solo un momento di crescita della nostra comunità da un punto di vista appunto culturale e intellettuale, ma anche una grande opportunità di sviluppo del nostro territorio. Diciamo poi che non vanno dimenticate le imprese culturali creative, ovvero questi bandi derivanti da fondi europei che sono stati destinati a quei soggetti che operano economicamente nel settore della cultura e che fanno della cultura proprio il loro mestiere. Bandi che prima erano destinati unicamente alle tradizionali imprese commerciali, produttive, industriali, individuano un nuovo settore, il settore della cultura. È un salto veramente di grande lungimiranza per individuare nella cultura un elemento di forte ricchezza e crescita del territorio.